Benedettese, Valenti, Dionisi, Caltabiano, l'avvocato Cantavò, l'avvocato Mattese, l'avvocato Luisano, l'avvocato Passanisi. C'è pure? Ah no, aspetta. C'è qualcuno? No. Va bene. Allora l'avvocato Pavone dovrebbe sostituire i difensori al momento non presenti in aula. Presidente, l'avvocato Pavone sostituisce anche gli avvocati Mario Grasso, Santo Basile e Sebastiano Di Maria. Asteniamoci dai commenti, per favore. E intanto sono sopravvenuti gli avvocati di Giorgio, Napoli, Sambataro e Rapisarda e l'avvocato Reina. Buongiorno, è presente l'avvocato Rocca. Possiamo procedere? Possiamo introdurre il signor Santeri, pubblico ministero? Gli avvocati Franco Passanisi e Buzzone. Presidente, mi scusi. Nell'interesse di Pulvirenti Antonino, la Corte aveva messo un'ordinanza che lo metteva in comunione, quantomeno nell'aula, con gli altri detenuti. Qui adesso si ritrova invece di nuovo, diciamo, in questo stato di surrettizio isolamento, quindi se volesse dare disposizione al fine di... Non ritengo di intervenire in proposito. Non la sento. Non ritengo di intervenire in proposito in questa sede. Cioè l'ordinanza è sospesa in questa sede? Sì. Possiamo procedere? Possiamo introdurre Santeri? Il signor Santeri, per favore. Buongiorno. Buongiorno, Santeri. Possiamo cominciare? Sì. Il pubblico ministero può procedere. Signor Santeri, ieri avevamo parlato di Paolo Aldo, adesso le chiedo di Paolo Rocco, lo conosce? Sì. Che tipo di rapporti ha avuto con Di Paolo Rocco? Di Paolo Rocco abbiamo avuto un rapporto di tutto. Deve parlare più forte, vicino sul microfono. Sì. Per favore. Di Paolo Rocco faceva parte del gruppo Malpassoto, in particolare Enzo Foti, poi con la morte di Enzo Foti passò a mio cognato Cavagnò. Che tipo di attività illecite commetteva? Rocco io lo fornivo di droga, lui assieme a Di Stefano e i cugini di Stefano vendevano droga, si rifornivano sia da me che da Carletto, da Riero Puglisi, abbiamo fatto assieme anche la guerra con i Ferrera. Ecco, per quanto riguarda la droga, ci vuole collocare nel tempo questi rifornimenti che lei faceva? Nel 90, 91, 92 le rifornivo di droga. 90-91? Anche 92. Ecco, questa droga veniva prelevata direttamente di Paolo Rocco? E da Di Stefano Angelo.
E dove andavano a prenderla? Spesse volte gliela mandavo io direttamente a Picanello nella scuderia o altre volte venivano loro a Mascalucia a prenderla direttamente a casa da Giuseppe Papuano. E per quanto riguarda l'acquisto di questa droga, Di Paola come pagava e quando pagava? Pagavano ogni 10 giorni, ogni settimana, man mano che avevano dei soldi meritavano. Di Raimondo Natale? Sì. Natale, capogruppo di Montepo, uomo d'onore della famiglia di Catania. Mi scusi, ha detto? Uomo d'onore della famiglia di Catania e capogruppo di Montepo. Ecco, queste circostanze come sono a lei note? Perché lui stava assieme a noi, ne è stato presentato e lui faceva coppia con Pappalardo Salvatore assieme a Di Grazia Francesco e altri ragazzi di Montepo. Lei ieri ha parlato di diverse riunioni della vostra organizzazione in posti diversi. Ci sa ricordare qualcuna di queste riunioni con la partecipazione del Natale di Raimondo? Sì, e gli argomenti? Il Natale in particolare, quando partecipava quasi a tutte le riunioni, ma poi quando c'erano cose da discutere importanti era sempre presente nella standa, nella città mercato, era uno abbastanza presente sempre continuo, assieme a Pappalardo, che tutti e due spesse volte venivano assieme. A parte questa partecipazione alle riunioni, ricorda specifiche attività delittuose di Raimondo? Specifiche? Alle quali ha partecipato? No, le posso dire che quello era un gruppo... Era? Quello di Natale era un gruppo particolare in quanto loro erano detti a prendere di più le persone vive, torturarle, questo era proprio il suo... Lei ieri più volte ha detto che tutti i gruppi dell'organizzazione si occupavano di droga, ha fatto eccezione per il gruppo di D'Agata e poi in fondo ha fatto eccezione anche per quanto riguarda Natale, il gruppo di Natale di Emanuele. Ora le chiedo, per quanto riguarda il gruppo di Natale di Raimondo, lei sa se si occupasse di droga? Proprio lui non ne trattava droga Natale, ma qualcuno del suo gruppo sì, tipo ce n'aveva uno detto Upagliolo, questo di Cibali, però faceva parte a Natale di Raimondo, questi trattavano la droga. E lei come fa a saperlo? Lo so, perché uno che vende droga sa chi vende o chi compra nel giro della droga, si sa. Lei Da me non comprava comunque questo. E da chi poteva comprare? Ma da Carletto, da questo. Ecco, lei ha parlato del Pagliolo, sa indicarne il nome, sa specificare se altri familiari con lo stesso... Non mi ricordo il nome. Ecco, le chiedevo, ricorda, sa se questo Pagliolo ha altri parenti? Sì, sembra che c'era un fratello, se mi ricordo male. E chi dei due o dei tre fratelli, non so quanti sono questi fratelli, trattava la droga? In particolare era questo detto Pagliolo, è uno che... Questo che dico io, nel 91, se non mi ricordo male, era in carcere a Piazza Lanza. Ed era detenuto con lei? No, nella stessa stanza, ma mi sembra che lui lavorava. Che tipo di lavoro faceva? Un portantino, non mi ricordo ora che cosa faceva di preciso. Scrivano, qualcosa del genere. Di fatti omicidiari riconducibili al Natale di Raimondo? Ma per me non ha mai fatto. Si doveva fare Maurizio Romeo assieme e lui scendeva... Chi si doveva fare? Ah, Maurizio Romeo. Sì. Maurizio Romeo assieme e lui scendeva sempre con tutto sto gruppo di Montepo nel casificio di Tuccio per ammazzare Romeo. Il Tuccio si lamentava perché in effetti scendevano sempre 4, 5 più noi
per ammazzare uno, e si faceva sempre un casino nel suo caseificio. E così poi gli abbiamo detto che non c'era bisogno del loro aiuto e l'abbiamo fatto noi. Lei sa se il De Manuele è stato vittima di qualche attentato in passato? Sì, so che molti anni fa, all'uscita dell'autostrada, il Via Gefita fu vittima di un agguato. In quale periodo e nel corso di quale guerra, se si trattava Sembra di... che fu nell'82, se non mi ricordo male, nella guerra con Ferlito. Ieri lei ha parlato dell'omicidio di Ternullo e di Palermo, di Lampadina, ecco. Sì. Queste persone erano inserite, questo duplice omicidio si inserisce in qualche guerra in particolare? Sì, in quella guerra con il Ferlito che c'era allora. Cioè loro erano appartenenti a quale gruppo? Ferlito. Ieri lei ha detto che Arena Giovanni prendeva lo stipendio da Natale di Raimondo, Sì. e ha ricordato che a lei lo stipendio glielo dava D'Agata attraverso Carmelo Coco. Sì. E ci vuoi chiarire un pochettino come avveniva la distribuzione degli stipendi? Cioè se c'erano delle regole, perché a lei lo dava D'Agata e Natale di Raimondo lo dava invece ad Arena? Vuole spiegarci un po' se c'era un criterio? C'è una cosa particolare, perché a me lo dà quello, Arena lo dà quell'altro. Il problema è questo, che ogni gruppo ha una persona che raccoglie stipendi. Quando lei parla di persone che raccolgono gli stipendi cosa intende dire? Negli esercizi che noi ne abbiamo fatto l'estorsione. Fanno ritirare questi stipendi ogni mese, ogni gruppo ha uno detto che raccoglie questi stipendi, e quindi il fatto è che se Natale ne aveva in più, l'Arena lo andava a ritirare da Natale, se D'Agata ne aveva in più lo dava a me. Questo era lo potevano mandare a me D'Agata come Natale, come un altro, diciamo. Però lei, dico, normalmente lo ritirava da D'Agata. E sa di altre persone nell'ambito di altri uomini d'onore? Tutti prendono lo stipendio. Sì, le chiedevo. Altri uomini d'onore che distribuivano stipendi? Tutti, ogni gruppo distribuiva i suoi stipendi. Quelli che rimanevano nella bacinella andavano. La rimanenza che era in più andava nella bacinella. Dire, per gli altri gruppi chi è che distribuiva agli associati, agli affiliati lo stipendio? Tutti i gruppi in generale. Ogni gruppo ha una persona che raccoglie gli stipendi. Raccoglie gli stipendi e a chi li dà questi stipendi? Ai loro stessi ragazzi, come in questo caso, se lui ne raccoglieva in più, se Giovanni Arena era senza, lo davano a Giovanni Arena, come è successo che lo dava a Natale di Raimondo. E lei sa se il D'Agata o comunque il gruppo di D'Agata dava lo stipendio a persone anche, oltre che a lei, a persone ad altre persone di altri gruppi? No, non lo so a chi lo mandavano. Di Re Giuseppe? Sì, un ragazzo di Picanello che era, diciamo, vicino abbastanza a Maurizio Avola, ma come gruppo diciamo che era più Carlo Campanella. Che significa? Era vicino ad Avola e il gruppo? Sì, questo in pratica era quello che è interessato, lui e un altro, Salvatore, detto parrucchiere. A che tipo di attività erano interessati? Questo direi era meccanico, il parrucchiere faceva il venditore di automobili. In pratica questi erano addetti alle macchine, alle moto, queste cose, per rubarci le macchine e tutte queste cose. Ecco, mi deve far capire però il fatto che il Re era vicino ad Avola, però... Era molto vicino ad Avola, in particolare, però diciamo che era più, diciamo, come gruppo, secondo me era più a Campanella, diciamo, che faceva parte di Picanello, tutti i ragazzi, diciamo che
di Picanello, la maggior parte erano tutti di... Cioè lei dice, secondo lei apparteneva a Campanella Come gruppo. al gruppo di Campanella perché abitava a Picanello? Perché attivava anche come attività a Picanello. Però io vedevo spesso Avola, sempre assieme con lui. Le conosce divenuto Francesco? No. Lei conosce un personaggio inteso Franco Ghiacciaru? No. Ercolano Aldo, Sì. quando lo ha conosciuto? A Ercolano l'ho conosciuto, diciamo che mi è stato presentato quando lui fu scarcerato dalla rapina della posta. Da chi gli fu presentato? Mi fu presentato da Enzo Santapaola, all'Arimec da suo padre, Ecco, quando lei dice presentato intende dire come uomo d'onore. come uomo d'onore. Chi c'era presente oltre Enzo Eravamo tutti e tre. Eravamo nel cortile dell'Arimec, nel papà di Aldo Ercolano. Ecco, c'è una regola particolare per la presentazione? Sì, di solito quando si incontra si deve presentare, si dice la stessa cosa e poi si ci bacia e si dà la mano. E quante persone debbono essere presenti? Bastano due e io e il terzo. Il terzo che presenta? Sì. Vogliamo un attimino, forse questo ieri non è stato detto, ricostruire il suo avvicinamento alla organizzazione. Cioè, lei ha detto che è stato fatto uomo d'onore, ha collocato ieri tra l'84 e l'85. Sì. Ecco, ci vuole dire lei prima di diventare uomo d'onore che cosa ha fatto? Forse questa è una parte che... Io prima di diventare uomo d'onore facevo parte del Mappassolo, In che anno? tra l'82, così, 82. E poi come è avvenuto questo suo... Poi nel E di Mappassolo che cosa si occupava all'epoca? le estorsioni, rapine, queste erano le cose che mi occupavo. E se ne occupava così per conto proprio? No, per conto di tutti. Cioè per conto dell'organizzazione Certo, ma per soldi. Ecco. E poi come è avvenuto questo suo avvicinamento? Poi Piero Chi? Puglisi è diventato il mio padrino, nel senso che mi doveva anche cresimare Cresimare in che senso? in chiesa regolare. Poi una sera mi disse, ci siamo messi in macchina assieme e mi disse se io volevo, se mi faceva piacere di diventare uomo d'onore, mi ha spiegato un po' la cosa, mi ha anche detto che mi ha fatto un discorso un po' lungo, mi ha detto anche che erano più spine che rose, ma quel poco di rose erano belle, insomma mi ha fatto tutto questo discorso. E così io le disse di sì, una volta mi ha portato a Danitto senza che io sapessi dove stavamo andando, e la prima volta me l'ha fatto conoscere, e poi la seconda volta è stato fissato l'appuntamento per farmi uomo d'onore. Ecco, e il Puglisi da quanto tempo era diventato Già uomo? lui era stato fatto da molto tempo prima di me, assieme a Ercolano a Palermo, E questo chi gli ha detto? lui. Cioè sia il Puglisi che Aldo Ercolano sono stati fatti uomini d'onore Sì. a Palermo? Sì. E le è stato detto chi fosse presente, chi fosse il padrino di entrambi? Sì, però non mi ricordo la scena che lui, a me prima di farmi uomo d'onore mi hanno fatto uno scherzo di preparato pinze, tenaglie, tutte queste cose, io gli ho detto ma che cosa servono queste cose, scherzando mi dissero che dovevo superare il dolore per diventare uomo d'onore e devo fare questa prova.
E lui in questo caso mi raccontò che la stessa cosa è successa a lui a Palermo, che su questa cosa mi raccontò che fu fatto un modo a Palermo. Ecco, e non le fu detto altri particolari? Non le fu... Sì, però mi ricordo chi c'era presente. Né esattamente dove a Palermo, presso chi? Sicuramente guardi, c'era il Tuccio, perché il Tuccio era il suo padrino, questo è sicuro, perché se il Tuccio è il suo padrino... Il padrino di chi? Di Piero Pugliese. E di Aldo Ercolano? No, non lo so io. Quindi, ritornando ad Aldo Ercolano, le fu presentato da Enzo Santapaola, ha detto negli uffici dell'Avimec. Sì. Lei sa che cariche, se ha delle cariche o ha avuto delle cariche Aldo Ercolano nell'ambito della famiglia? Aldo Ercolano è diventato rappresentante, era lui che gestiva tutta l'organizzazione negli ultimi anni. È diventato? Rappresentante. E rispetto a Benedetto Santapaola? Santapaola era il capomandamento, quindi diciamo che dopo veniva lui, ma la carica diciamo che l'ha avuta data da Nitto e di sbrigarsi tutto lui, cosa che rovinò tutto invece di migliorare. Scusi, lei parla a Catania parla di capomandamento. Ci vuole chiarire che cos'è il capomandamento e se il capomandamento coincide con il capo della famiglia, oppure se sono cose diverse? Il capo di Catania e provincia. Il capo? Di Catania e provincia. No, dico l'espressione capomandamento, cosa significa? Il capo, che lui è il capo, che si deve fare quello che dice lui, prima di fare una cosa deve... No, dico l'espressione mandamento, lei lo sa cosa significa? Il capomandamento significa che... Cioè se il mandamento coincide con la famiglia, questo... Certo. Ci sa dire un po' le attività illecite di Aldo Ercolano? L'attività illecita, Aldo era quello che dava i comandi, che comandava, che mandava, come mandante. Ci sa riferire fatti specifici? Fatti specifici, la guerra con i Ferrera l'abbiamo fatta assieme, per esempio. Lui dava ordini come organizzarci, come fare. Una volta siamo stati assieme una sera, io, lui e Nino Pulvirenti, per ammazzare sempre Romeo. Siamo stati appoggiati nella casa del fratello di Rocco Di Paola ad Aci Castello, zona Banacca. Si aspettava questo Romeo che andava a ballare a Banacca, perché spesse volte ci andava, e noi eravamo pronti là per ammazzarlo, io, lui e Nino. Aldo era quello che diciamo in tutti i nostri crimini che facevamo, lui era quello che diciamo sapeva sempre quello che ci ordinava. Ecco, per ammazzare tipo il Amato, il biondo, ci siamo riuniti in notte, io, lui, Enzo Santapaola e Piero Pugliese, per ammazzarlo, e poi abbiamo stabilito che chi ci arrivava prima lo ammazzava. In quel caso io mi organizzai, mi portai mio cognato Pieri Santo e l'ho fatto io. lei sa se c'erano rapporti di assiduità o meno tra l'Ercolano e il Santapaola? Cioè durante la latitanza del Santapaola, che a lei risulti, che tipo di frequentazione c'era, se ce n'era tra... Frequente, no. Si vedevano sempre. Questo come fa a saperlo? Perché incontravo, vado io spesse volte là e poi... Dove? A Danitto, Santapaola. In che posti? A Mascalucia più di una volta, per esempio. In Mascalucia dove? A casa di chi? Di Grasso. Di Grasso. Hai incontrato? Sì, più di una volta. L'Ercolano.
Lei ha detto che per quanto riguarda gli omicidi, quindi per quanto riguarda i fatti di sangue, bisognava parlarne con lui. Per quanto riguarda le altre attività illecite dell'organizzazione, quelle di cui abbiamo parlato in questi giorni? Tipo Aldo era quello che stabiliva per assaltare la Standa, per assaltare la città di Mercato. In pratica Aldo, tutto quello che si faceva lo diceva Aldo. E dico, per quanto riguarda l'attività degli stupefacenti. Guardi, io le posso dire questo, io non l'ho mai visto trattare droga personalmente Aldo, però questa è una mia idea, secondo me lui era in quota con Carletto Campanella, perché le dico questo perché con Carletto Campanella loro... Se lo sta spiegando? Sì, la sua deduzione. Ecco, quali sono i fatti? Ancora non lo sappiamo se procede, perché non sappiamo se è una deduzione ancora. Parli. Con Carletto Campanella loro in pratica dividevano tutto, avevano società, a volte nelle riunioni prima di iniziare a parlare facevano conti, questo dico che erano in società. Lei ieri e altre volte nelle dichiarazioni che ha reso ha parlato dell'omicidio di Sebastiano di Nello Cannavò. Sì. Ecco, e anche ha parlato delle indicazioni che Ercolano diede a tal proposito. Ci vuol far capire meglio un pochettino la personalità di questo Cannavò? Cannavò, lei ha detto che comunque lo vuole specificare meglio Cannavò, il movente di questo omicidio? so che il motivo perché è morto era una cosa che interessava in particolare a Pippo Ercolano. In particolare, non so il motivo preciso. Presidente, chiedo scusa. Presidente, c'è opposizione in quanto ieri ne ha diffusamente parlato di questo argomento, quindi sì, ripetiamo sempre le stesse cose. No, non ripeteremo sempre le stesse cose. E fino ad ora stiamo facendo questo. E adesso? Da ora in poi non lo so. Ecco. Riteniamo Lei ha che detto- sia la premessa, vediamo la domanda. Lei ha detto che il Cannavò si occupava di droga. Sì, alla grande. Ecco, ci vuole chiarire il Cannavò innanzitutto quali erano, se lei ha acquistato dal Cannavò, Sì, se io il acquistavo. Cannavò, da chi acquistava il Cannavò. Da Cannavò io acquistavo a chili, era un grosso spacciatore di droga, anche perché il fratello era un altro grosso spacciatore di droga che lavorava fuori in Alta Italia. Dove lavorava Non il so di fratello? preciso, lavorava nel senso che spacciava, non so di preciso dove a nord, ma aveva contatti anche con la Svizzera, insomma si parlava di questo, addirittura si cercava negli ultimi anche per ammazzarlo dopo la morte di Nello Cannavò. Cannavò era un grosso spacciatore, uno che vendeva chili su Catania, non solo a me ma anche tipo... Possiamo passare alla domanda successiva, perché questo è esattamente quello che ha detto ieri. Presidente, volevo chiarire un pochettino i canali di approvvigionamento. Cioè che si dicesse che si approvvigionava in Svizzera, Sì. questo l'ho detto anche ieri. Dico, lei oltre questi canali conosce altri canali di approvvigionamento del Cannavò? Questo, altri non mi ricordo. Comunque lui era in contatto con tutti i grossi spacciatori comunque. Su Catania non lo so se In Catania si riforniva anche da Mangio, non lo so. Se? Se si riforniva anche da Mangio non lo so, però si riforniva alla grande comunque. Lui era sempre quello che era sempre pieno di droga e in qualsiasi momento era sempre fornitissimo. Quindi non lo so se si riforniva anche da Mangio. Lei sa di attività economiche del cui era interessato Aldo Ercolano? Ercolano chi? Aldo. Aldo Ercolano aveva dei supermercati, del Super S, gli altri che non mi sto ricordando in questo momento. Aveva una profumeria fatta a sua moglie vicino all'abitazione del suocero di Mangio, dentro lo stesso residence, e altre cose che mi sto ricordando in questo momento. Lei come fa a sapere che la Super S apparteneva ad Ercolano? E chi è che non lo sapeva a Catania che la Super S era di Aldo Ercolano? Lo sapevamo tutti, dai rapinatori a tutti.
Che significa dai rapinatori? Perché erano supermercati che non si dovevano toccare, perché erano tirati il colano. E per quanto riguarda la provenienza della merce venduta nei supermercati, lei sa da dove veniva procurata, come veniva procurata? No, so che un suo fornitore era Tuccio, di mozzarelle, queste cose, di latte, non so altro com'è. So che negli ultimi, quando fu sequestrato il supermercato, lui era preoccupato in quanto dentro il supermercato si trovavano dei documenti in cassaforte, se non mi ricordo male, dei documenti su un terreno comprato dall'organizzazione, su quello di Augusto dei 5 miliardi. Alla fine riuscì a prenderlo, non so come, ma riuscì a prendere questi documenti, aveva un respiro di sollievo perché era riuscito a prendere questi documenti. Cioè riuscì a prenderlo? Sì, malgrado ci fosse stato l'intervento dei carabinieri? Il supermercato era stato sequestrato, chiuso. Lui riuscì a prendere questi documenti. E come ha saputo che era riuscito a prendere i documenti? Detto da lui, che tutti a quanti, chi l'ha detto? a quelli che in particolare avevano messo la quota. E quindi cioè lei lo ha saputo direttamente o le è stato riferito? No, mi ha detto proprio lui che era tutto a posto, perché io una volta lo incontrai dopo il sequestro del supermercato, lui era in motorino e ero in macchina, si siamo incontrati a Corsa Italia, lui lo vidi un po' preoccupato, disse che c'hai? E lui mi disse che aveva questo problema di questi documenti che erano sequestrati, erano messi là dentro. E poi dopo qualche giorno mi disse tutto a posto, abbiamo preso i documenti. All'interno del supermercato, tra l'altro, è stata rinvenuta la planimetria del garage di Viale Ionio. Lei sa il garage di Viale Ionio a chi apparteneva? No, non lo so. Lei è mai stato in questo garage di Viale Ionio? Tantissime volte. Perché si è recato in questo Là ci andavo garage? per incontrare Aldo, in particolare per incontrare Aldo. Cioè Aldo Ercolano si faceva trovare lì sempre oppure era La maggior parte lui stava lì, se non c'era Sandocono che fissava gli appuntamenti. Sandocono chi? Sandocono era come si chiama? Carmelo, se non mi ricordo male. Sandocono era quello che lui gli faceva di autista, gli spiegava tutte le cose diciamo più importanti negli appuntamenti, era uno che Sandocono attivava forse quando un uomo d'onore. Che significa attivava quasi come? Ma perché era sempre presente, ovunque c'era Aldo c'era Sandocono, se c'era, che ne so, qualche cosa la sentiva anche lui, insomma io lo vedevo sempre presente. Sandocono entrava anche nelle nostre riunioni, magari non per sedersi, ma stava 10 minuti, magari si allontanava, ritornava, entrava, usciva, era sempre fare così. E a queste riunioni o a questi incontri con Aldo Ercolano al Viale Ionio, lei ricorda la presenza di altre persone? Il Viale Ionio stava sempre fisso il Salvatore Santa Paola, il papà di Enzo, Aldo, questi erano. Ricorda di particolari deliberazioni che furono prese in esito a riunioni avvenute nel... Quindi là si facevano delle cose, diciamo, volanti, non è che si facevano riunioni proprio in Viale Ionio. In Viale Ionio c'era il via vai di noi, tipo per dire qualcos'altro, se aveva bisogno di noi si andava subito via. Non si facevano proprio riunioni, diciamo, seduti, c'era un ufficio piccolissimo che potevano entrare 3-4 persone, man mano si aspettava fuori, non nella strada, ma fuori questo piccolo ufficio. Cioè all'interno del garage ma sì, fuori sì. dal... Sì. Lei sa che il proprietario o comunque il gestore del garage? Il gestore si chiama Faro, ma era una vittima dell'organizzazione. In che senso era una vittima? Nel senso che noi eravamo diciamo, a casa sua, ma questo poverino si vedeva in faccia che era preoccupatissimo, però non poteva fare altrimenti. Perché non è che le faceva piacere a Faro ricevere l'amministrazione Santa Paola nel suo diciamo, posto lavoro.
giustamente un lavoratore che deve subire e basta. Lei ha conosciuto il dottor Gretter? Sì, l'ho conosciuto in quando io ebbi una bambina nella sua clinica e poi mia sorella si operò anche in quella clinica e poi sapendo che era molto vicino al Mappasoto, quindi eravamo raccomandati. In che senso era vicino al... Nel senso che in particolare era molto amico di Tano Guaddiano. Di? Tano Guaddiano, non mi ricordo il cognome, ma ha detto Tano Guaddiano, Tano d'Aranci, qualcosa del genere. E questo era quello che diciamo era l'amico proprio del Gretter. E quindi il Mappasoto a sua volta gli stava bene attraverso questo. E quando noi avevamo bisogno di Gretter si mandava a dire al Mappasoto e il Mappasoto mandava a dirlo a Gretter. Il Gretter ha fatto mai ricorso a voi, alla vostra organizzazione, per qualche favore? Il Gretter aveva un problema con la famiglia Testa, quelli dei motoscaffi che ci sono a Ogna. Il problema era che il Gretter volesse che quello di Testa, che era nello stesso diciamo, terreno come... Cioè il Testa che cosa aveva? Aveva un deposito di motoscaffi, vendita, meccanica, tutto questo. All'interno di che cosa? Della clinica. Aveva un capannone costruito all'interno della clinica. Il Gretter volesse che questo se ne andava e c'è stata una storia di soldi che alla fine si è interessato anche mio cognato Canrognolo per fare dei tramite, l'hanno sistemato con un soldi ma non mi ricordo la cifra per andarsene in Testa. Anche perché il Testa a sua volta interessava a Del Colano e quindi c'era diciamo, questa cosa, l'unica era sistemarla di ambo le parti giusta, buona e basta. In che senso Testa interessava anche al Del Colano? Nel senso che Aldo aveva anche degli interessi su Testa, in quanto si diceva che c'era la società con i Testa, dovevano fare anche l'ultima società nel terreno, proprio alla fine della circonvolazione, prima di entrare a Ognina, sulla destra c'era un terreno che il Testa stava facendo con Aldo e Colano, sembra un'attività sugli motoscafi. A Del Colano poi aveva il suo grosso motoscafo a Ogna nel pondile del Testa anche. Che io spesse volte ci andavo perché anche dove io, esattamente? a Ogna. Anche io avevo una moto d'acqua posteggiata in questo pondile, cosa che non pagavamo. E incontravo tantissime volte in estate Aldo là. E di altre attività, oltre questo interessamento all'attività del Testa, ricorda di altre attività, oltre la Super S, la profumeria, altre attività economiche, magari intestate ad altre persone? Non mi sto ricordando. Lei ha conosciuto tale Marcello Rapisarda? No, non mi ricordo. Un'altra attività che aveva a Del Colano era quella con Malazia. Quella? Con Getto Malazia, che era un deposito di profumi all'ingrosso per fornire le profumerie. E dove è ubicato questo? A Augusta. Questo lo so perché io ho avuto fatta una profumeria, il Malazia fu il mio fornitore, grazie a Del Colano fui rispettato in tutti i campi, sia nei prezzi che nel pagamento e in tutto. Lei ha notizia di armi, della disponibilità di armi in capo alle vostre organizzazioni, alla vostra organizzazione? La disponibilità c'era sempre, però non so da dove arrivassero, ma armi a noi non mancavano mai. E dove venivano custodite? In tanti posti, tipo ognuno, tipo Avola teneva le sue, io tenevo le mie,
insomma ognuno aveva, diciamo, io mi ricordo quando mi ha passato noi li tenevamo sottoterra in dei grossi fusti e li mettevamo giù sottoterra, fucili, mitra, tutte queste cose, li mettevamo sottoterra dentro questi fusti. Quando servivano si tirava fuori un fusto e si uscivano fucili, mitra, pistole, tutto quello che serviva. E lei, dico, su questa, lei ha detto che le è stato presentato Ercolano dopo che fu scarcerato per la rapina. Già lo conoscevo Aldo, presentato come uomo d'onore. E quando l'aveva conosciuto allora? Già prima di fare l'omicidio del biondo, già l'avevo avuto presentato a Ercolano. Cioè presentato informalmente? Sì. E ricorda l'occasione? L'ha fatto Piero, se non mi ricordo male, ma non mi ricordo in quale occasione. Ercolano Giuseppe. Sì. Lo conosce? Sì, sì. Con Giuseppe era un uomo d'onore della famiglia di Catania, è una persona, diciamo, grande, nel senso che non attivava come noi giovani, nelle riunioni non veniva mai, però pretendeva le visite all'Arimec spesso, cose che io facevo quando andavo insieme a Libertà a Siracusa. In una settimana almeno 2 volte ci passavo per farmi vedere, stavo 10 minuti là con lui e poi me ne andavo. Qualche volta ci andava con Piero. Lei sa quando è stato fatto uomo d'onore? No, io Se è un fatto recente. Sicuramente io già ancora ero nella culla, perché lui, diciamo, era già abbastanza anziano, uomo d'onore. Di specifiche attività delittuose riferibili all'Ercolano Giuseppe? No, Ne ha corrente? Non me ne ricordo. Samperi, abbiamo parlato di diverse guerre, la guerra con il gruppo Ferlito, comunque i resti del gruppo Ferlito, la guerra con il Ferrera. Lei ha mai partecipato a riunioni di pace quando finivano queste guerre? Sì, una volta Parli più forte. abbiamo avuto un inizio di guerra con Torripillera a Toricachide, quando fu ammazzato un ragazzo, il padre di Sando Romano. Ricorda più o meno l'epoca? 83, se non mi ricordo male.
83-84. Fu ammazzato questo, ma non dalla nostra organizzazione, ma bensì ci fu fatta una tragedia che sono stati i custodi, se non mi ricordo male, e si diceva che eravamo stati noi. E quindi già eravamo quasi in guerra, si girava armati, si era tutti uniti. Alla fine questa cosa si portò a fare pace perché dove era stato ucciso il padre di Santa Romana? Via Carlo Forlanini e nel posto di frutta che lui mi sembra che gestiva a Catania. E allora poi si prese appuntamento, appunto c'erano i custodi che erano incaricati, diciamo, come paceri, in quanto era allora Pippo Maritato il responsabile di questa pace, che poi a sua volta ci stava facendo anche lui l'agguato. Questo l'abbiamo saputo dopo tramite il collaborante Torinella nel maxi processo di Torino che ci fu allora. Cioè in quell'occasione sì, stava... lui in pratica ci ha dato, intanto c'era un vieraio tra me e Piero nella casa di questo Pippo Maritato a Grevina, lui abitava, in una villa a Grevina, che noi prendevamo i contatti, diciamo, per appunto questa pace. E andavamo spesse volte io, Piero, mio cognato Plantagnolo, Santaperi, eravamo sempre questi che ci mettavamo sulle moto per andare da lui. Da lui chi ha detto? Da Pippo Maritato. Sì. Sì. Non mi sto ricordando il cognome. Quindi si facevano questi viaggi, fin quando si è fissato un appuntamento, il Turicagli stabilì con chi parlare per questa pace. Allora noi si diceva che si doveva andare Mangion Francesco per parlare con lui, cosa che Pillera rifiutò perché da Mangion non tanto si fidava e non aveva, diciamo, molta stima. E allora lui stabilì che la pace la faceva con il Mappasoto e Toro di Lova, che sarebbe Tuccio. E così ci organizzammo per andare a fare questa pace, dove eravamo io, Plantagnolo Carmelo, Santaperi, mio fratello Affia, Mappasoto, Toro di Lova, Piero Puglisi, poi c'era Emilio Mondauro, un altro ragazzo che è morto anche, Paolo De Pisi, e qualcun altro che non mi sto ricordando. Cioè in quante macchine eravate? Ma eravamo 7-8 macchine circa, non mi ricordo di preciso. Allora l'appuntamento era davanti al Torero, il ristorante Albergo Torero che c'era sulla Catania Siracusa, e là ci aspettava Pippo Maritato assieme ai suoi ragazzi, dove c'era Angetto Mezzalingua, tutti con cibotti antiproiettoli questi. E là noi ci dovevamo fare l'agguato, in quanto poi abbiamo saputo appunto da questo collaborante che non ci è stato fatto, in quanto loro non si aspettavano tutte queste macchine, ma si erano preparate per 2 macchine, diciamo, e quindi siamo andati da Torre Pillera a fare questo incontro, dove lì abbiamo incontrato Torre Pillera, Savasta, un mare di persone. E dentro entrò naturalmente tutti armati di pistole, ognuno si teneva a bada quello che poteva, ma anche là ne abbiamo trovati il triplo almeno di noi. E quindi è entrato dentro l'appartamento, è entrato Tuccio, Piero e il Mappasoto a discutere questa pace che quella sera finì la guerra, diciamo. Lei ha detto che ha saputo che Aldo Ercolano e Piero Puglisi sono stati fatti uomini d'onore a Palermo. Sì. Lei ha avuto mai notizia se in altre occasioni l'Ercolano si è recato a Palermo, comunque ha avuto rapporti con palermitani ed eventualmente in quale occasione? No, personalmente non mi ricordo. Il Puglisi ci andava Piero Puglisi. Ci andava spesso, infatti lui si lamentava che io non ci fosse mai quando lui doveva andare a Palermo. Perché in effetti io negli ultimi cercavo di allontanarmi un po', e nel momento di bisogno diciamo che c'ero poco.
Poi Piero Puglisi aveva tutti i giorni clienti, lui li chiamava clienti, ma quando devo ammazzare delle persone mi diceva oggi ho 2 clienti, per dire che poi... Chi è che lo diceva questo? Piero Puglisi. E io facevo va bene, tipo con una scusa mi allontanavo e lui mi rivedeva la sera quando rientravo l'indomani mattina addirittura. Perché Piero Puglisi aveva sempre clienti, come li chiamava lui. Quando dovevo ammazzare diceva oggi c'ho un cliente e domani c'ho 2 clienti. Sembrava un supermercato. Ercolano Sebastiano. Con Sebastiano l'ho conosciuto in quanto, da latitante lui, l'ho conosciuto in quanto lui gestiva il traffico di droga assieme a un guardo, Francesco Guardo, detto Frangolomo. L'ho conosciuto in un'occasione perché si trattava sia nel prezzo, una volta io ritardavo un pagamento e lui mi mandò a chiamare per sollecitare questo pagamento. Mi scusi, mi sono distratto, lei ha nominato Franco Longo mentre parlava, ecco, che tipo di rapporto c'era? Franco Longo era un altro spacciatore, un altro grosso spacciatore di droga. Allora, mi scusi, siccome mi ero distratto, non ho capito il riferimento che lei ha fatto a Franco Longo. Perché l'Ercolano era, diciamo, Ercolano Sebastiano, sì. Era il referente di questo Franco Longo. In quanto diciamo che Franco Longo a lui portava tutti i conti della droga che lui usciva, e un giorno mi scusi, era Franco Longo che portava i conti a Sebastiano o era al contrario? Sì, Franco a Sebastiano. In quanto una volta in questi conti mancavo, c'ero anche io scritto in quanto dovevo una grossa somma e lui mi sollecitò, diciamo, mi ha mandato a chiamare tramite Franco Longo, sono stato da Ercolano in un appartamento vicino, come zona si chiama, nella traversa di via Torino a Catania, e là sono stato con Franco Longo per dirmi lui come mai stai ritardando, vedi se puoi dare questi soldi a Franco Longo, perché il Franco Longo diceva che se doveva andare a rifornirsi a Milano a rifornirsi di droga, quindi doveva accumulare questi soldi che aveva in giro da tutti che doveva incassare. E da chi si riforniva a Milano? Non lo so da chi, però so che lui in particolare si riforniva a Milano. Lei sa come erano nati i rapporti tra il Franco Longo e l'Ercolano Sebastiano? Quando io ho conosciuto Franco Longo seppi dopo che lui era vicino a Sebastiano Ercolano. Come sono nati non lo so perché già erano amici. Io Franco Longo l'ho conosciuto in un'occasione di una bisca di Mascalucia, che si giocava a Baccarà e l'ho conosciuto in quell'occasione. Oltre questa attività che riguarda la droga, sa se l'Ercolano è inserito comunque in organizzazioni? Ercolano è un uomo d'onore responsabile di Acireale. Da quanto tempo è stato fatto uomo d'onore e come fa lei a saperlo? L'ho conosciuto che già era uomo d'onore e lui già faceva parte della responsabilità di Acireale. E di altre attività delittuose? Ne è al corrente? No, non mi ricordo. Lei ha dichiarato, e lo abbiamo ieri nel corso di una contestazione che le ho fatto, ha detto che Ercolano Sebastiano era anche alla stazione. Sì. Ci vuole chiarire che rapporto c'è tra il gruppo della stazione e il gruppo di Acireale? Sono suoi ragazzi questi della stazione, cioè dei cugini Zucchero e altri, come assieme a Di Paola, Aldo e altri ragazzi che ora non mi sto ricordando. Un'estorsione gliel'ho sistemata io a questo gruppo della stazione, che sarebbe quella del fotografo Bandiera Monte che c'è a Catania in via Musumeci. Loro gli facevano l'estorsione, Bandiera Monte si è rivolto a me e gli ho sistemato l'estorsione con lo stipendio e dei soldi. Mi scusi, perché il Bandiera Monte si è rivolto a lei? Perché Bandiera Monte, a parte che il padre mi conosceva da bambino,
e anche questo ragazzo che eravamo molti amici e quindi lui sapeva che io in pratica attivavo su qualche organizzazione. Ma in che senso gliel'ha sistemata? Sistemata che li ho fatti incontrare. Ha fatto incontrare chi? A Bandiera Monte con questi qua, si sono messi d'accordo. Questi del gruppo di Sebastiano e Colano. E chi erano queste persone? Loro venne da me anche Enzo Santa Paola per questa estorsione e io appunto gli dissi a Enzo che me la stavo spiegando e gli ho fissato l'appuntamento e si sono messi d'accordo sia per lo stipendio e dei soldi che ora non mi ricordo di preciso. Mi scusi, perché è intervenuto anche Enzo Santa Paola? No, Enzo Santa Paola da me passava spesso dal negozio, passando mi disse... Il negozio di fiori? Sì. Passando mi disse che già lui sapeva appunto per questa estorsione e mi disse come si è informato, diciamo, mi disse ti raccomando, si è sistemato e l'ho sistemato. Mi scusi, le persone, forse lo ha detto ma anche qui mi sono distratto, lei ha indicato le persone che poi ha messo in contatto con... Col Bandiera Monte? I cugini Zucchero venivano da me appunto e gli ho fissato la cugini Zucchero, il nome? Il nome in questo momento non mi sto ricordando, uno Carmelo mi sembra che si chiama e l'altro non mi sto ricordando. Con riferimento al Colano Giuseppe, lei sa se il Colano Giuseppe avesse qualche gruppo alle sue dipendenze? Scusi, non stava parlando di un altro Escolano? Sono tornato indietro un attimo. Il Colano aveva in particolare un certo Marchese che era un ragazzo molto vicino alla famiglia Ercolano. Addirittura questo ragazzo veniva anche nelle riunioni che noi facevamo i martedì, questo ragazzo si permetteva anche di entrare, parlare con Aldo e portare ambasciata. Si permetteva? Di entrare nelle riunioni e stare anche mezz'ora là dentro e sentiva anche delle discussioni. Queste riunioni dove? Nelle solite case che noi facevamo i martedì, o dalla mamma di Carletto, o la Racchetta, o altri posti, o nell'ufficio di Alfio Fichiera, in via Ramondetta, questi erano i posti. E questo Marchese sa come si chiamasse di nome? Michele, se non mi ricordo male. Sa se ha altri familiari? Sì, mi sembra che c'ha fratelli, un altro fratello. Inserito? O... Sì, nel gruppo con Pistone del villaggio Sant'Agata. Allora mi faccia capire, lei ha detto che questo Marchese era vicino a Ercolano Giuseppe. Sì. Però faceva parte di un gruppo oppure... Guardi, io come gruppo lui non lo vedevo con il pistone, lo vedevo sempre nell'Avimec sotto il Pippo Ercolano. Lui stava fisso là e portava queste ambasciate tra il padre e il figlio, questo faceva. Lei conosce un tale Orazio Savasta? Orazio Savasta? No. Per quanto riguarda il personaggio che lei ha chiamato Upagliolo, lei ha detto che per individuarlo è stato detenuto nel 91 nel carcere di Piazza Lanza. Sa per quale motivo fosse detenuto? Non mi ricordo. Mi ricordo che lui lavorava, faceva lo scrivano mi sembra. Comunque lui girava, quindi passava in tutte le stanze. Credo che faceva lo scrivano. Lei ha detto che si occupava anche di droga, ricorda episodi specifici, a parte il fatto che lei ha detto nel nostro ambiente sapevamo tutti chi trattava la droga, specifici. Ricorda fatti di droga specifici? No. E sa se questo Pagliolo che lei conosce si occupasse anche di altro? Forse no, non li frequentavo, diciamo, un po' particolare a questi ragazzi.
quindi non so quello che facessero durante. Lei conosce Ferrante Filippo? Sì, detto Filippello. Questo Filippo fa parte del gruppo di Carletto Campanella. È inserito, lei ha detto, nel gruppo di Carletto Campanella. E come fa a saperlo? So perché era sempre là, assieme a noi, stavamo sempre in contatto. Lui gestiva un chiosco di bevande in piazza Nettuno assieme a Sanzone, così lo conoscevo perché lo frequentavo anche, veniva spesso da me o ci incontravamo da lui nel bar di Viganello. Qual è questo bar? Il bar che c'è sempre ad angolo sulla strada dell'appartamento della mamma di Campanella. Mi ricordo si chiama Mocambo o qualcosa del genere, non mi ricordo preciso. Sa di attività delittuose? Io so che lui è stato partecipe nell'omicidio di Scaffidi e Vincenzo, assieme a Robertino. Lo so perché se ne parlava dopo questo omicidio, il Campanella ne parlò nelle solite riunioni, non mi ricordo in quale titolo, però ne parlò. Ci fu ferito anche un bambino in quell'occasione e si parlò chi era stato, qualcosa del genere. Lei conosce Marciante Filippo? Sì. E forse il Marciante Filippo, forse sto sbagliando con il Filippello. E cioè? Forse questo è Filippello, il Marciante Filippo. E quindi questo riferimento che lei ha Filippello fatto? come fisicamente lo posso disegnare perché è piccolissimo, peso da fandino. Chi questo Filippello che dico io. È peso da fandino e piccolino, diciamo. Ed è quindi questo riferimento che lei fa all'omicidio sì, è questo qua che dico Scaffidi a chi va attribuito? Questo socio di Sanzone nel chiosco delle bevande, questo che ha fatto Scaffidi assieme questo Filippello? Sì. Ma questo Filippello allora è Marciante Filippo o Ferrante Filippo? Marciante Filippo. Ferrante Filippo dovrebbe essere quello che li faceva da autista a Cristaldi Venerando. Cosa sa in particolare di questo Ferrante Filippo? Ferrante Filippo non so tanto, solo che li faceva da autista a Cristaldi, altre cose non so. Andavo a prendere tutti i giorni, insomma era sempre con Venerando dalla mattina alla sera. E quindi in quale gruppo era inserito? Campanella. Ce lo sa descrivere fisicamente? Un ragazzo magrolino, alto. Un ragazzo? Magro, alto, fisicamente somiglia molto a Filippo Morvagna come fisico. E di che cosa si occupava, a parte il fatto di essere l'autista? Personalmente non mi ricordo niente però era nell'organizzazione sicuro. Presidente, un attimo soltanto.
Presidente, soltanto un attimo, devo prendere un verbale. Lei ha mai sentito parlare di un tale Delfo Russo? No. Chi, scusi? Delfo Russo. No. Fichera Alfio. Sì. Fichera... Da quanto tempo lo conosci? Lo conosco da... Proprio diciamo come presentatomi come uomo d'onore da 88. Da chi gli fu presentato? Non mi ricordo chi me lo presentò, non me lo ricordo. Ci sa dire innanzitutto se il Fichera in quale zona operava? Posizione, signor Presidente, la domanda è suggestiva. Si rigetta l'opposizione, poi risponde. Il Fichera operava nella zona del bullying, nel rifornimento che c'era al centro di questa strada, il bullying. Fichera era un uomo d'onore, Fichera era abbastanza attivo, noi facevamo delle riunioni nel suo ufficio di via Ramondetta di computer, di queste cose, era questo ufficio dove lui era presente tutti i martedì. Come fa a sapere che quell'ufficio fosse... Lo diceva lui che era suo. Non lo so se era intestato a lui, però lui manifestava che era suo. Sa di reati eventualmente commessi dal Fichera? Di Lo uno, ricorda comunque? so che lui una volta portò alla morte Franco Lombardo. Franco Lombardo era un elemento del gruppo dei Ferrera. Franco Lombardo era un venditore di pesce all'ingrosso, io l'ho conosciuto abbastanza bene il Lombardo in quanto per un po' di tempo sono stato vicino a lui perché ci faceva fare delle rapine, dei rappresentanti di Gioelli, e poi dopo che seppe la sua morte seppe che il Fichera lo andò a prendere perché erano molti amici con il Fichera nello stesso campo per il pesce, quindi so che il Fichera lo andò a prendere nel barbiere dove Franco Lombardo andava continuamente dove si serviva, e da lì lo portò alla morte
con delle persone che lo aspettavano e l'hanno, diciamo, ammazzato. Ecco, ma perché venne commesso questo omicidio? Perché questi qua erano elementi, insomma, i Ferrera, da parte dell'organizzazione di Santa Paola, le voleva fare da bruciate. Li voleva? In pratica il Santa Paola non dava spazio di potersi questi aumentare, e un giorno, perché il pallino di questi Ferrera è stato sempre quello di comandare a Catania, e allora l'organizzazione di Santa Paola faceva in modo di non farli, diciamo, crescere, e questo era il fatto, che man mano gente che attivava nel gruppo di Ferrera venivano eliminati. E questo gli fu ammazzato anche un cognato, un certo Sebastiano Guglielmino, sempre del gruppo dei Ferrera, uno abbastanza, diciamo, attivo. E questo era cognato di Franco Lombardo. E ricorda se questo omicidio è avvenuto prima o dopo l'omicidio del... Mi sembra che fu fatto prima il Guglielmino e poi il Lombardo, non mi ricordo di preciso. Il Guglielmino fu fatto nel bar all'Angelo Custode, se non mi ricordo male. Il Lombardo fu preso nella zona del lungomare, un barbiere dove lui andava. Lei ha detto che il Lombardo e il Fichera lavoravano nel settore del il Fichera mercato. Della nostra organizzazione era il responsabile per il pesce spada, e lui attivava per l'organizzazione in quanto il ricavato andava nella bacinella del pesce spada. Ecco, ci vuole chiarire Questa era un'attività dell'organizzazione che lui gestiva, il Fichera, dove andava a contare il pesce sulle barche, questo era il ricavato andava alla cassa dell'organizzazione. Vuole chiarire meglio un po' questo tipo di attività? Cioè, in che cosa consisteva questa attività per conto dell'organizzazione nel mercato? L'organizzazione tramite lui entrò in questo mercato del pesce, che prima, diciamo, che non c'era l'organizzazione Santa Paola. Diciamo che il monopolio era di un certo Fichera, il re del pesce spada, detto, che sotto, se non mi ricordo male, è parente di Affio Fichera. E così poi entrò la nostra organizzazione e attraverso Affio Fichera entrò a far parte, diciamo, anche del pesce spada. Là diciamo, il guadagno è tanto, poi essendo Affio Fichera che faceva parte della famiglia Santa Paola, naturalmente si comprava come si voleva, diciamo, come la convenienza doveva essere sempre nostra. In pratica sulle barche il prezzo lo faceva Affio Fichera, per dire. E nel mercato ittico vi erano anche altre organizzazioni? Oppure... Sì, c'era la Savasta, aveva la sua, infatti sto Fichera re del pesce spada prima faceva parte alla Savasta, a Puglisi. E quindi il Fichera re del pesce spada che faceva parte alla Savasta. Affio Fichera era della nostra organizzazione. Dico, secondo le regole di Cosa Nostra è un fatto normale che un parente appartenga ad un'organizzazione e un altro possa appartenere all'organizzazione vostra? No, normale non è, però in questo caso Affio Fichera, diciamo, che so che ha dimostrato di essere dalla nostra parte. E come lo ha dimostrato? So che l'ho dimostrato tipo portando Franco Lombardo, perché era il suo migliore amico, e perché solo Franco Lombardo non era un cretino, era uno abbastanza intelligente, uno furbo, e solo con lui ci poteva cascare nella trappola. So che ha dimostrato, ma non so altro come l'ha dimostrato, perché si parlava di questa cosa, perché il Fichera in effetti era, forse addirittura una volta era più simpatizzante alla Savasta, che poi diventò uomo d'onore dell'organizzazione Santa Paola. Lei sa se il Fichera svolgeva anche altre attività economiche? Non mi ricordo. Oltre questo suo ruolo nell'omicidio di
Lui venne da di me. Lombardo, dico, ricorda altri episodi, altri fatti delittuosi? Non mi ricordo in questo momento. Lui venne da me quando venne assieme a Santo Battaglia e Giovanni Tropea per ammazzare quando ci fu il duplice omicidio del cugino di Turi Cappello, Getto Cioccolata a Palagonia. Che lui fu quello che mi disse di interessarmi, di sapere Lui dove chi? fosse, Raffio Fighiera, di sapere dove fossero questi qua, questo, in particolare questo, Cioccolata, che si doveva ammazzare. Di altro sul Fichera? Non mi ricordo. Non ricordo. Lei ha parlato ieri di Basetta. Sì. Sa quale fosse il vero nome, il vero cognome? Turi Basetta il cognome non me lo ricordo. Quando l'ha conosciuto? Turi Basetta l'ho conosciuto molti anni fa, circa 83 euro, circa l'83-84. In che L'ho occasione? conosciuto che siamo stati appunto nella sua abitazione in un paesino del Varesino. Chi c'è stato? Lei con chi? Io assieme a Piero chi? Puglisi, Sì. assieme a Gangagnolo, quindi C'erano altre persone? Sì, ci andava poi stesse volte Rippo Grazioso, poi lui aveva anche i suoi ragazzi, poi Piero mise a sua Perché vi siete recati Allora, ci andava per prendere dei soldi e nel frattempo rifornirsi anche di droga. Allora, mi ricordo che Turi Basetta si riforniva allora dai fratelli Ciulla e Palermitani. Questo Lo so perché con il Turi Basetta stavamo là 2 giorni, 3 giorni. Si parlava che lui, tipo, mentre che si parlava, lui magari diceva devo portare tipo 200 milioni ai fratelli Ciulla e domani devo prendere 10 kg di cocaina nei Ciulla. C'è un appuntamento, insomma, sempre questi Ciulla lui l'aveva sempre nelle labbra. Ma lei dei Ciulla sa soltanto per averne sentito parlare? Da Basetta. Ecco, rapporti diretti? No, con i Ciulla non li ho mai avuti. Sa quanti sono questi fratelli? No, so che lui diceva fratelli, ma non so quanti sono. So che questi erano grossi fornitori di droga, ma non so di preciso. Quindi ritorniamo a questo episodio. Lei si è recato, lei dice... Sì. E allora andavamo là per prendere questi soldi e droga. Lui ci fece girare tutti i suoi buchi che aveva allora. Tutti i suoi? Lui aveva un mare di case in questa zona di Varese e poi aveva anche delle attività tipo aveva lui un figlio maschio, una femmina e mi sembra che un altro maschietto più piccolo, mi sembra che erano 3 figli e lui aveva delle attività gestite dai figli nel tessuto, facevano cose di tessuto di questo genere. Ci fece girare tutti questi depositi, poi ci portò in un appartamento in particolare dove lui teneva la droga, dove si tagliava la droga, dove aveva tutto il taglio, tutte queste cose. Poi il Piero Puglisi ha messo a lui a disposizione i 2 cugini. Chi sono i suoi cugini? Sono Puglisi Domenico e Puglisi Salvatore. E poi mise anche a Mazzaglia Salvatore, detto Nino Coccagno, che poi diventò cognato di Piero Puglisi. Questi ragazzi sono andati là, lavoravano là e diciamo che prendevano... mi scusi, sono andati là per un'occasione o per... No, sono rimasti a lavorare, a vendere la droga assieme a Turi Basetta, perché Turi Basetta si sentiva un po' solo e ha messo Piero a disposizione questi ragazzi che guadagnavano dei bei soldi e si erano comprate anche delle case sul posto e poi li hanno arrestati tutti quanti in questo posto di Varese, sono arrivati dei mandati di cattura e poi... dove sono stati arrestati? Tra Varese, in quelle zone.
E poi con l'uscita questi ragazzi sono ritornati a Catania nel gruppo di Piero Puglisi. Non ho capito, mi scusi. Poi quando questi ragazzi sono usciti, sono andati vicino a Piero Puglisi, in pratica, nel gruppo di Piero Puglisi, che sempre si continuava a vendere la droga, che loro erano abbastanza bravi nel tagliare, nel trattarla e tutto. Lei quante volte si è recato? Io sono stato là da Torre Basetta tantissime volte, in particolare una volta mi fu dato un pacco, diciamo, dei documenti da portare a Torre Basetta, che il Torre Basetta doveva consegnare, non mi ricordo, un avvocato o qualcuno, non mi sto ricordando ora bene, ma dei documenti scottanti che a me mi dissero: stai attento che questi documenti non devono essere letti né visti. E neanche io potevo sapere cosa portavo. Comunque io portai questo pacco a Torre Basetta e arrivai, diciamo, a In che epoca? Come epoca, stiamo parlando sempre là, tra l'86, l'85, non mi ricordo di preciso. E lei ci andò da solo o con altri? Sì, per portare questo pacco da solo ci andai. Lei ha detto andavo lì per prendere soldi e droga. Sì. E ci vuole chiarire quante volte lei... La droga, io sono andato tante volte, la droga personalmente io non ne portai mai, la droga la scendevo a Gran Cagnolo Carmelo, assieme a Pippo Grazioso, spesse volte in macchina, e qualche altra volta scendeva in treno, non mi ricordo poi chi andava a prenderla e la scendeva in treno. Forse chi la scendeva in treno? Ma forse qualche volta anche Gran Cagnolo assieme a Pippo Grazioso. Una volta salì assieme a Piero Puglisi con una mia macchina e al ritorno siamo scesi con 2 macchine, in quanto Torre Basetta le ha fatto il regalo della Maserati. Un'altra volta sono andato sempre con la mia macchina e siamo scesi con la macchina con Gran Cagnolo, sempre con 2 macchine, con la sabbia intestata a me, e siamo scesi di nuovo con 2 macchine. Lei sa lei ha detto che furono tutti arrestati, fu arrestato anche il Basetta? Sì. Sa per quanto tempo è stato detenuto? Un po' di anni comunque si è fatto, non mi ricordo di preciso, ma un bel po' di anni. Poi uscì, un bel po' di anni, non mi ricordo di preciso. Poi uscì il Basetta e scese a Catania. Nel 92 il Basetta scese a Catania e si incontrò con Piero Puglisi. Come fa a saperlo lei? Lo so perché l'ho visto il Basetta e Piero Puglisi mi accennò che si stava rimettendo in moto di nuovo una bella società di droga, dove lo portò, mi disse, a Danitto, a Mascalucia, e che si erano messi d'accordo e che si stava ricominciando di nuovo. Poi però arrestarono di nuovo Torre Basetta nel 92 tra i confini tra la Svizzera e l'Italia. Diciamo che anche questa cosa andò a monte. Ma lei, dico, a Basetta l'ha visto direttamente sì, in quell'occasione o le fu riferito? No, a Basetta ci siamo incontrati a Ognina ci siamo baciati, ci siamo stati un po' assieme, siamo presi il caffè, siamo stati una bella oretta assieme. Lui mi diceva che aveva un parente che aveva problemi per una barca su Ognina, ma ora non mi ricordo il particolare. Io gli dissi: allora vabbè, ora ci penso io, ma non mi ricordo neanche che cos'era comunque, perché lui aveva dei parenti anche su Ognina. Lei sa se oltre le persone che ha indicato, cioè lei stesso, il Puglisi e il Santa Paola, ebbe modo il Basetta di incontrare altre persone in occasione di questa... So che Piero Puglisi portò Basetta a Danitto Santa Paola, poi non so se c'erano altre persone. Lei sa da chi fu ospitato, presso quale abitazione rimase in questo periodo? Il Basetta? Sì. No, non lo so. Comunque credo che l'aveva Piero Puglisi come ospite, però non so, perché con il Puglisi, Piero e Basetta c'era un buon rapporto. Oltre le persone che ha indicato fino adesso, cioè il Puglisi, il Gran Cagnolo, il Grazioso, lo stesso Santa Paola, lei... Infatti un altro amico che era molto amico con il Basetta era Tuccio Salvatore,
Tuccio Salvatore, se non mi ricordo male, anche lui era nelle quote che si mandavano a Catania da Torre Basetta. Però mi ricordo che forse il Torre di Roma non prendeva una quota intera ma la divideva con qualcuno, però non mi ricordo con chi la divideva. E questo fatto lei come fa a saperlo? Lo so perché io la gestivo questa cosa, io andavo su, andavo a prendere i soldi, andavo a prendere la droga, insomma, se non sapevo queste cose. No, dico il fatto, dico a parte... Perché quando si trattava di soldi e questo il Piero prendeva soldi, già faceva conti anche in macchina, per dire. Perché con Piero Polisi andavamo assieme in macchina e ritornavamo assieme in macchina. E già lui faceva conti, questi vanno a Tizio, insomma già si facevano dei nomi e si facevano... Dico, questo rapporto che lei dice di amicizia tra il Basetta e il Tuccio, lo so perché... come le risulta, appunto? Lo so perché il Tuccio una volta ne parlò anche personalmente con me, che voleva fare anche lui voleva mettersi nella droga, che poi in questa occasione non ci si è messo perché non lo so, non ci sono state, diciamo... Lui voleva fare un grosso traffico di droga organizzato e che arrivasse dal mare, allora si parlava anche di Torre Basetta, se non mi ricordo male una volta lui fu latitante e Torre Basetta lo ospitò nella zona di Varese e lui, insomma, c'era l'amicizia con Torre Basetta. Si conosce un tale soprannominato Nino Tomba? Nino Tomba non mi sto ricordando. Conosce Fontanino Giovanni? Sì, detto Fombagino. Quando l'ha conosciuto e se si tratta di persone inserite in organizzazioni criminali? Sì, Fontanino... l'ho conosciuto che già faceva parte dell'organizzazione Santa Paola. Fontanino era un buon rapinatore, nello stesso tempo si spacciava della droga nella zona del Corso Indipendenza. E assieme a quello che è morto Pericone Carmelo, questi erano compagni, assieme a Giovanni Rapisarda, assieme a Emilino Ciringione. Questi era gente che spacciava droga? Sì. Il Fontanino veniva qualche volta anche a comprare da me, in particolare questi trattavano la cocaina. E da chi l'acquistavano? Anche da me. E il Cirincione lei ha nominato? Anche lui veniva a fornirsi da me di cocaina. Comunque questo ragazzo ne faceva anche uso. Infatti questo ragazzo fu ammazzato dalla nostra organizzazione. Perché fu ammazzato? Perché incominciò a fare molto uso di droga e fu ammazzato in un bar che lui si era comprato a Piano Tavola. Credo che sia stato Pulverendini Antonino ad ammazzarlo con qualcun altro. E queste notizie comunque sulla paternità dell'omicidio al vostro gruppo come fa a saperlo? Lo so perché giustamente se viene ammazzato uno della nostra organizzazione, uno chiede, no, che sta succedendo e allora si dice tutto tranquillo e già si capisce che la cosa è quella. Ma il Cirincione ha acquistato droga anche da lei? Sì, il Cirincione veniva abbastanza a comprare. E sa se acquistava... Al Cirincione gli ho anche regalato quella famosa SAB comprata, regalata da Basetta. A chi l'ha regalata? A Cirincione? L'ho regalato io a Cirincione, perché sotto questa sabbia, siccome già era intestata a me, mio cognato l'ha venduta a me. E io poi questa sabbia l'ho regalata a Cirincione Melino. E questo bar di cui il Cirincione era titolare dove si trova? Piano Tavola, se non mi ricordo. E l'omicidio avvenne? Proprio nel bar, in mattinata presto mi sembra, non mi ricordo, fu di sera o in mattinata presto. E c'era un rapporto tra il Cirincione e il Pericone? Erano amici proprio di compagni, proprio cresciuti assieme, rubavano assieme, facevano tutto assieme. Lei
ha detto che era un rapinatore il Fontanino, sa indicare qualche rapina? Sì, lui mi sembra che... Ovviamente se ci indica qualche rapina ci deve dire anche da chi ha preso, che ha fatto la rapina. Il Fontanino, mi sembra che fu anche lui partecipe alla posta di Catania, dei 3 miliardi, assieme a Colano, Marcello D'Agata, Franco Crisafulli, Perricone Carmelo Cera e altri, mi sto ricordando in questo momento. Poi l'ultimo l'hanno arrestato assieme a Nino Scuderi, c'era Ha qualche soprannome lo Scuderi? Sì, Fombagino. No, dico, lei ha detto l'hanno arrestato l'ultima volta con Nino Scuderi. Sì, Nina Vecchia ha detto. Stava dicendo? Di Paolo Rocco è riuscito a fuggire in questa banca, sembra che c'era Mario Strano a Chianescini, ha detto a Chianescini. Questa è stata l'ultima rapina che lui fu arrestato. E dico, oltre queste rapine, sa in quale gruppo in particolare è inserito? Lui come gruppo era Corso Indipendenza, in pratica Corso Indipendenza era gestito da Giovanni Rapisarda. Giovanni Rapisarda però diciamo che sì, era capogruppo di questa zona, però diciamo che dava più conto a Natale di Raimondo, come diciamo.